Quali sono le posizioni del sindaco Luciano Strioli e della sua maggioranza rispetto a quanto riportato dalla stampa, relativamente soprattutto alle dichiarazioni dei suoi componenti riguardanti il canone di Campo? Se lo stesso sindaco Luciano Strioli è stato in qualche modo messo al corrente da parte della Commissione antimafia, ovvero dallo stesso prefetto di Venezia, in relazione appunto al fatto che è emerso in comune di Cavoli una possibile estensione dell'indagine contro il clan dei canadesi effettuato nel vicino comune di Cavoli. Cosa intendono fare il sindaco Luciano Strioli e la sua maggioranza? Fino in fondo la fondatezza di quanto reso noto tramite la stampa dalla Commissione antimafia riguardante il comune di Cavoli. Se il sindaco Luciano Strioli ha già avuto modo di sentire il prefetto di Venezia per conoscere, come sarebbe suo dovere e suo diritto, gli elementi che hanno portato la Commissione antimafia a sostenere la presenza di mafia a Cavoli. Se non si è giunta l'ora infine di effettuare un serio approfondito dibattito in sede consigliare laddove servisse anche a porte chiuse, senza fingimenti e senza reticenze, al fine di sentire la posizione di tutti i consiglieri comunali che a detta degli interroganti dovrebbero essere interessati quali soggetti istituzionali, oltre che cittadini, alla tutela del buon nome, oltre che all'immagine della città di Cavoli e della sua comunità. Io ho finito di leggere questa relazione e vorrei, nel chiudere, come dire, che fosse ben chiaro che l'atteggiamento è un atteggiamento che non vuole essere un atteggiamento di ostilità contro questa maggioranza. Io mi auguro che dalla discussione di questa interrogazione possa emergere davvero una posizione univoca forte e che si possa anche fare delle azioni forti. Io qui lancio alcune idee, per esempio la sottoscrizione di un documento che sia di totale estraneità e di condanna alla mafia, alle mafie in generale, sottoscritto da tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione. Facciamo sentire la nostra voce via mediatica e diciamo no, almeno la politica non tenga la testa sotto la sabbia e dica no, non c'è. E poi anche chiedo al sindaco di avviare, se non ritenga il caso, di avviare delle azioni di querela, perché se come ci viene detto sono violazioni, quelle che sono riportate sul giornale della Commissione antimafia, allora io faccio appello alla suscettibilità del sindaco e alla capacità che il sindaco ha sempre dimostrato di salvaguardare il buon nome della città di Cavoli, anche per situazioni diciamo molto meno gravose di questa, avanzando quindi azioni di querela, e quindi lo invito a riflettere se è il caso di querelare i giornali che hanno dato di Cavoli questa immagine e questa idea assolutamente pessima. Grazie. Ci sono altre interrogazioni, interpellanze. Consigliere all'interno. Grazie Presidente. Interpellanza con richiesta di risposta scritta, bilancio all'azienda speciale come scritta. Secondo quanto previsto dalla legge 147 del 2013, di legge di stabilità 2013 in vigore dall'1 gennaio 2014, nel caso in cui l'organismo partecipato presenti un bilancio negativo, gli enti locali devono accantonare nel bilancio dell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente dichiarato in misura proporzionale alla quota di partecipazione. In base al comma 154, a decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali che nei 3 esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo procedono alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Inoltre, il medesimo comma dispone che il risultato economico negativo per 2 anni consecutivi rappresenta giusta causa al fine della revoca degli amministratori, tenuto conto che la perdita dell'esercizio reiterata nell'ultimo triennio rivela una criticità sotto il profilo dell'efficienza. In questo caso ci risulta che negli anni 2016, 2017 e 2018 i bilanci siano rispettivamente seguenti: meno 185.705,44, meno 5.409,86,84 nel 2017 e meno 38.532 nel 2018. Vista la natura pubblicistica dell'azienda speciale, senatore vedete come un obbligo di chiudere il bilancio in pareggio, secondo logiche di sana e prudente gestione a partire dai principi di efficacia ed efficienza. Anche se è possibile riconoscere che per un dato periodo, in situazioni contingenti e particolari, l'azienda abbia a riscontrare una differenza tra costi e ricavi tali da produrre un
deficit, sarà l'ente proprietario, il Comune di Caroe, a provvedere al ripiano delle perdite, ancorché prendo di ricordare che la Corte dei Conti ha più volte messo in guardia gli enti sulla reiterazione di suddette operazioni. Esiste una precisa responsabilità dell'ente sulla condotta di vigilanza e monitoraggio dell'azienda speciale. Tale obbligo oggettivo dell'ente proprietario, onde evitare distorsioni di sana gestione o di equilibrio di bilancio, posto che le risorse messe a disposizione siano compatibili con la funzione del proprio ente strumentale, arriva fino ad una responsabilità degli amministratori comunali sotto il profilo di danno derivante all'ente pubblico, quando il deficit sia stato causato da un'analisi gravemente carente della necessità dell'organo stesso. Tanto ciò premesso, si chiede di sapere se i disavanzi siano stati effettivamente accantonati nel fondo vincolato al bilancio, così come previsto dalla normativa, di sapere qual è stato l'ammontare totale accantonato nei 3 anni precedenti, 16, 17, 18, e se eventualmente è stato utilizzato per ripianare il debito. 3. Se, vista le dichiarazioni del Presidente, virgolettato del 23 luglio sul Gazzettino, è possibile verificare l'attuale pianta organica e i relativi costi, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e di conoscere le relative procedure assunzionali eseguite in tutti gli ambiti di gestione dell'azienda speciale da quando si è insediato il CIA. Se, visti i dati emersi di bilancio, non sia un atto doveroso da parte dell'intero Consiglio Comunale provvedere ad una mozione di sfiducia dell'intero Consiglio di amministrazione. Grazie. Grazie, consigliere Interno. Ci sono altre capogruppo? No? Buonasera. Interpellanza con una risposta scritta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Richiesta informazioni, chiusura, accesso all'isola dei pescatori. In data 31 maggio, su sollecitazione di numerosi operatori turistici e semplici cittadini e turisti amanti del nostro territorio, è stata presentata una richiesta accesso agli atti relativa alla chiusura dell'accesso dell'isola dei pescatori in zona Casoni. In particolare si richiedeva copia delle richieste scritte formulate dai proprietari adiacenti il pontile, copia autorizzazione comunale relativa alla chiusura del pontile. In data 11/6/2019, protocollo numero 21177, il dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico, l'ingegner Vania Peretto, risponde che eseguite le opportune verifiche, agli atti non vi è alcuna documentazione relativa all'oggetto. Nella risposta si invita il locale corpo di polizia municipale a far effettuare un sopralluogo al fine di accertare la situazione segnalata. Da un controllo personale, di cui si allega documento fotografico, risultano insegni di divieto di accesso per pontile non agibile. Sempre da informazioni ricevute, nelle settimane scorse il pontile è stato utilizzato spesso nonostante la non agibilità. Tutto ciò premesso, si chiede a codesta amministrazione comunale di verificare lo stato di agibilità del pontile in oggetto, di comunicare eventuali sopralluoghi del comando di polizia locale, tenuto conto della meravigliosa risorsa che rappresenta l'isola dei pescatori per il nostro territorio. Grazie Ferrano, ci sono altre. Grazie Presidente. Interpellanza con risposta in Consiglio Comunale. Richiesta intervento Ecopark. In data 6 marzo 2018 è stata presentata un'interpellanza che aveva l'obiettivo di segnalare delle lacune nella gestione e nel controllo della zona del parcheggio scambiatore denominato Ecopark, che si trova tra l'incrocio tra strada provinciale 59 e via Gallini, quartiere Sansonessa. Ad oggi la situazione è rimasta invariata, non ci sono stati interventi di rilievo. Si sottolinea che a partire dal periodo primaverile ad oggi il parcheggio risulta occupato per lo più da camper che sostano dal venerdì alla domenica. Nonostante sia un parcheggio libero, alcuni mezzi non possono sostare i fini di dimora, come previsto dall'articolo 71 del regolamento di polizia e sicurezza urbana. La zona non è attrezzata per accoglierli, visto che non ci sono servizi per scaricare le acque e spesso i liquami vengono buttati nel fossetto che posteggia il parcheggio. In più,
nonostante la presenza di sacchi per raccogliere l'immondizia, nel parcheggio vengono lasciati molti rifiuti a terra. Mancano panchine e non è ancora attivo il servizio di bus navetta, visto la forte affluenza al parcheggio durante il fine settimana e in occasione di manifestazioni importanti. Si rende noto che alcuni camper sostano lungo la corsia di raccordo in corrispondenza all'area riservata alla sala di Sansonessa e non nelle aree destinate alla sosta. Tutto ciò premesso, si chiede a questa amministrazione comunale come pensa di procedere sulla gestione di questo spazio, quali azioni e interventi intende porre in essere per migliorare la fruibilità e le condizioni igieniche del parcheggio. Grazie. Grazie consigliere Toretto. Ci sono altre interpellanze? Nessuno? Bene. Il sindaco chiede la parola, ne ha facoltà. Ora, brevemente, visto quanto dichiarato il Consiglio dal consigliere Conte, ritengo anch'io personalmente che quello che le ho posto sia fatto grande. Quindi esprimo la solidarietà mia, della Giunta e della maggioranza e confidiamo sempre nell'ottimo lavoro della Polizia Giudiziaria e delle procure per assicurare i responsabili alla giustizia. Per quanto riguarda l'interpellanza presentata al capogruppo Miollo, visto l'articolo 16, comma 6 del regolamento del Consiglio Comunale, prevede che qualora il sindaco o l'assessore disponga già degli elementi per la risposta, disponendo in questa amministrazione già degli elementi per la risposta, do lettura della risposta, onde evitare fraintendimenti tra ciò che è la domanda presentata e ciò che è la risposta che verrà data da questo sindaco e soprattutto uso e consumo dei giornalisti, perché ritengo che non sempre le repliche sui giornali, quando le ha fatte il sindaco, quando le ha fatte l'assessore, ma non questo sindaco, anche chi ha preceduto questo sindaco, non sempre vengono riportate con la correttezza che La prima domanda: quali sono le posizioni del sindaco Luciano Striuli e della sua maggioranza rispetto a quanto riportato dalla stampa, relativamente soprattutto alle dichiarazioni dei suoi componenti riguardo al comune di Caore? Risposta: recenti articoli di stampa riportano presunte dichiarazioni della Commissione parlamentare antimafia in visita in Veneto, dopo i recenti e noti fatti di Eraclea e di Jesolo, secondo cui anche Caore potrebbe essere interessata da analoghi fenomeni. Questa amministrazione in relazione a questo territorio non ha mai avuto alcuna notizia o richiesta di informazioni relative a tali fenomeni, né da parte degli uffici comunali, né da parte delle forze dell'ordine e di polizia, né da parte delle procure rispettivamente di Venezia, Pordenone e Trieste, né da parte della prefettura e né da parte della commissione parlamentare antimafia. Questa amministrazione non è a conoscenza pertanto se sussistono in questo territorio situazioni di questo tipo dichiarate sui giornali. Seconda domanda: considerato che la stessa commissione antimafia, da quanto è stato reso noto, ha pure ascoltato nelle proprie audizioni l'ex consigliere comunale di Caore Marco Favaro, decidendo, sempre in merito a Caore, di convocare a Roma in audizione il procuratore di Trieste Carlo Mastelloni, che ha competenza sul nostro comune, sempre per l'operazione, da quanto sarebbe emerso delle terme e delle vicende che tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 ebbero dei risvolti di carattere giudiziario e delle quali non vi è stato sino ad oggi alcun tipo di chiarimento. Ricordato che in queste ultime vicende figurò in quanto chiamato in causa dagli ex consiglieri Marco Favaro e Alessandro Bolini anche il nome dell'allora attuale sindaco Luciano Striuli, senza naturalmente, per quanto conosciuto dagli scriventi, accuse precise, comunque per fatti che determinarono la caduta dell'amministrazione e il successivo commissariamento del comune. La risposta: il 9 aprile 2015 la precedente amministrazione è caduta non per questi motivi riportati nell'interpellanza, bensì per le dimissioni contestuali di 10 consiglieri comunali, intera opposizione e parte della loro maggioranza, che hanno determinato l'automatico scioglimento del Consiglio Comunale. Le dimissioni protocollate dai consiglieri comunali erano prive delle motivazioni, mentre nella conferenza stampa indetta lo stesso giorno dai consiglieri dimissionali è
è stata riferita una motivazione legata alla mancanza di dialogo e di confronto con il sindaco. Nulla a che vedere pertanto con quanto scritto nella vostra interpellanza. Diversamente invece, per i fatti a cavallo degli anni 2013 e 2014, che videro alcuni consiglieri comunali di maggioranza passare in opposizione, gli allora consiglieri comunali di minoranza, Favaro e Borin, denunciarono che vi furono minacce nei confronti del sindaco per impedire la revisione dell'intervento urbanistico del centro termale approvato dal Consiglio Comunale di Caule nel gennaio del 2007 sotto la Giunta Sarto. Non corrisponde al vero che non vi sia stato alcun chiarimento in merito a quelle denunce. Come da me ricordato in questo Consiglio Comunale di alcuni anni fa, e lo potete trovare agli atti del Consiglio di questa legislatura, il procedimento penale relativo alle presunte minacce denunciate da Favaro e Borini è stato archiviato dal GIP, Ufficio delle indagini preliminari, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, in quanto la notizia di reato era infondata. Vi furono poi anche 2 procedimenti nei confronti del sindaco per presunte false dichiarazioni, ma in entrambi i procedimenti il sindaco è stato prosciolto dal giudice in prima udienza senza la necessità di istruttoria dibattimentale, in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata. Le sentenze di primo grado non sono state impugnate dalla Procura, sono passate in giudicato e sono divenuti irrevocabili. Quindi la vicenda è stata chiarita già anni or sono e non è in attesa di chiarimento come riferito nell'interpellanza. Terza domanda. Se lo stesso sindaco Luciano Strioli è stato in qualche modo messo al corrente da parte della Commissione antimafia, ovvero dallo stesso prefetto di Venezia, in relazione appunto al fatto che è emerso il Comune di Caule come possibile estensione dell'indagine contro il clan dei Casalesi effettuata nel vicino comune di Eraclea. Risposta. L'ho già detto prima, né gli uffici comunali, né le forze dell'ordine di polizia, né le procure, né la prefettura, né la commissione parlamentare antimafia hanno dato notizie o richiesto informazioni a questa amministrazione in merito a simili fenomeni. Quarta domanda. Cosa intendono fare il sindaco Luciano Strioli e la sua maggioranza per verificare fino in fondo la fondatezza di quanto reso noto tramite la stampa dalla commissione antimafia riguardante il comune di Caule? Trattasi, come è evidente, di notizie di mera fonte giornalistica, a meno che, e mi rivolgo agli interpellanti, voi non disponete di fonti da considerare più accreditate della stampa, diverse quindi da quelle giornalistiche. Nel qual caso vi invito a recarvi direttamente dalle forze dell'ordine di polizia per segnalare queste fonti, le notizie, considerato che anche i consiglieri comunali di minoranza rivestono il ruolo di pubblico ufficiale. Nel caso in cui le vostre fonti sono solo quelle giornalistiche, allora dovete rivolgervi ai giornalisti per cercare delle risposte. E questa amministrazione, anche conseguentemente al dialogo con le altre istituzioni di cui vi ho infra, non è in grado di dare risposta perché non le conosce. Del resto la Commissione parlamentare antimafia procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con gli stessi limiti, ivi compreso il segreto istruttorio, che sono propri dell'autorità giudiziaria. La Commissione convoca per le audizioni solo le persone che ritiene di sentire e le audizioni stesse sono riservate e non possono, o potrebbero, essere nemmeno trasmesse ai giornali. Quinta domanda. Se il sindaco Luciano Strioli ha già avuto modo di sentire il prefetto di Venezia per conoscere come sarebbe il suo dovere e diritto gli elementi che hanno portato la Commissione antimafia a sostenere la presenza delle mafie a Caule. I rapporti tra mente territoriale e locale e la rispettiva prefettura, nelle sue articolazioni e nelle loro articolazioni, sono quotidiani e costanti, in quanto il sindaco, per le funzioni svolte come ufficiale di governo e quindi nel caso di specie in relazione ai compiti affidategli dalla legge in materia di ordine e sicurezza pubblica, ne è diretto responsabile ed è tenuto a seguire le direttive e le istruzioni che arrivano dal prefetto. Il sindaco è in stretto contatto sia con il prefetto, l'ultimo colloquio di circa una decina di giorni fa con il signor prefetto, sia con le forze dell'ordine di polizia, sempre circa una decina di giorni fa, ho incontrato il generale Giovanni Manolfi, che è il comandante regionale veneto della Guardia di Finanza.
e non vi sono elementi rilevanti o utili da portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Quello che avete letto sui giornali rimane, ripeto, notizia di fonte giornalistica alla quale stampa sola dovete rivolgervi per avere chiarimenti che noi non siamo in grado di dare perché non li sosteniamo. Sesta domanda. Se non sia giunta l'ora infine di effettuare un serio e approfondito dibattito in sede consiliare, laddove servisse anche a porte chiuse, senza fingimenti e senza reticenze, al fine di sentire la posizione di tutti i consiglieri comunali che a detta degli interroganti dovrebbero essere interessati quali soggetti istituzionali, oltre che cittadini alla tutela del buon nome, oltre che dell'immagine della città di Cavo e della sua comunità. Penso che la risposta che ha dato il sindaco si intende essere anche la risposta di tutti i consiglieri comunali di maggioranza. Questa non è una domanda, non la ritengo una domanda, la ritengo un'affermazione. In ogni caso non vedo la necessità di procedere in adunanza segreta, a meno che non intendiate voi parlare di fatti e o di persone, secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 41 del vigente regolamento comunale, nel qual caso il Presidente del Consiglio Comunale dovrà interrompere la discussione per evitare possibili reati di diffamazione, per chiedere al Consiglio Comunale con delibera maggioranza l'eventuale passaggio alla seduta segreta per la continuazione del dibattito. Ma ripeto, al momento, come ho già letto la risposta all'interpellanza in pubblica adunanza, non vedo ora la necessità e anzi ravviso la necessità contraria, ossia che non solo l'intervento appena reso, ma anche l'eventuale successiva discussione avvenga in adunanza pubblica. Grazie sul sindaco. Ci sono obiezioni, ci sono interventi da fare. Capogruppo mio o no? Grazie signor Sindaco. Francamente ci saremmo aspettati qualcosa di diverso come risposta, perché capisco che dal punto di vista tecnico le questioni possono sempre costituirsi come una sorta di trincea dietro la quale difendersi. Però qui il tema non è dal punto di vista tecnico, il tema era dal punto di vista politico e dell'immagine che Cavoli ha sotto il profilo di ciò che emerge dalla stampa. Ora, lei è stato veramente molto chiaro nel dirci che lei non ha cognizione per poter dare nessun tipo di informazione a questo Consiglio Comunale. Cioè, ovvero, è tutto quello che noi leggiamo sulla stampa è frutto dell'immaginazione dei giornalisti, perché questo è il risultato che ha preso, e che quindi non vi è, per quello che è dato sapere a questo Consiglio e a lei come sindaco, non c'è alcun problema all'orizzonte. Quindi stiamo tutti sereni, problemi all'orizzonte non ce ne sono. Viviamo in un paese che è un paese dei balocchi, dove i giornalisti si divertono a inventarsi delle notizie di questa gravità. Ma oltre che i giornalisti si diverte evidentemente anche l'onorevole Pellicani, che è il presidente della Commissione antimafia, il quale si esprime per virgolettati. No, allora, c'è da chiedersi qualcosa. Allora, o si esprime per virgolettati come i giornalisti, o anche il presidente della Commissione antimafia è un inventore, cioè un signore che si inventa le cose. Io, guardi, il consiglio che do è che forse il caso che la maggioranza invece vada a far sentire la propria voce sui banchi di queste istituzioni, perché se continuano a far sentire la propria voce, io credo che questi articoli saranno i primi di una lunga serie. Quindi che cosa dobbiamo fare con l'atteggiamento? Come vuol dire, facciamo finta di niente, mettiamo la testa sotto la sabbia, siccome nessuno mi ha comunicato nulla, il problema non esiste, perché questo è quello che ci viene detto adesso, oppure si può assumere un altro atteggiamento. Se non ci sono scheletri nell'armadio, come mi pare di comprendere, allora se non ci sono scheletri nell'armadio, noi diamo una voce alta e forte per dire, cari signori, e cominciamo a dirli tutti, caro signore Nicola Munaro del Gazzettino, caro signor Carlo Mion della Nuova Venezia e tutti quanti leggendo quelli che vi ho letto prima, voi siete dei diffamatori, perché o si accetta queste cose per quello che sono, o sono diffamazione, c'è delle due l'una. Quindi invito nuovamente questa maggioranza a prendere delle posizioni per salvaguardare quello che è il buon nome della comunità di Cavo,
Io sono convinto che ancorché quanto sia accaduto ieri sera, che è gravissimo, perché ricevere una lettera minatoria con il classico, con la classica costruzione a patchwork, Striuli merita rispetto, c'è chi rinuncia a vivere, messaggio recepito, scivola e sbatte la testa, tutti in fila per lo show, allegata l'immagine di un proiettile sostenuta da una mano, e poi ancora, sempre nella stessa lettera, l'articolo in cui si dice Striuli riferisce sulle infiltrazioni a Caule. Stiamo giocando, capite? Stiamo giocando, sono cazzate queste qua, non dobbiamo preoccuparci, perché sono tutte cazzate i giornalisti, capite? Allora, siccome non sono cazzati i giornalisti, probabilmente, se sono cazzati i giornalisti, li quereliamo, li querelate. Se non sono cazzati li querelate voi, non li querela la minoranza. Cioè, li querela lei, sindaco, non la minoranza. Se sono cazzati, come sostiene. E viceversa, invece, se c'è del fondamento su questi articoli, che non credo che sia una colonia di fondi, questi qui che scrivono, se c'è un minimo di fondamento, allora invito la maggioranza nuovamente a prendere contatti con tutte le istituzioni che sono state citate fino ad ora per capire le ragioni e la fondatezza di quanto è stato scritto e riportato nei giornali. Delle due, se mi permettete una. Grazie. Grazie, capogruppo Mignolo. Capogruppo Ferraro. Sì, grazie Presidente. Intanto volevamo esprimere la nostra solidarietà al consigliere Conte per quello che è successo di gravissimo. Troviamo in questa situazione paradossale e sicuramente non giustificabile per una situazione veramente delicata che si sta protraendo da parecchi anni. Quello che ha detto il consigliere capogruppo Comiollo è evidente a tutti. Lo stato di preoccupazione che c'è nel nostro territorio non deve essere sottovalutato. Noi abbiamo chiaro il sentore di una non tranquillità e chiediamo a questa amministrazione di supportarci in questa ricerca della verità, perché solo così tutte le istituzioni ne usciranno trasparenti, chiare, libere, senza nessun velo di omertà. Questa è una situazione gravissima. Un nostro consigliere è stato minacciato per delle situazioni che sono all'occhio di tutti da anni. È ora di prendere provvedimenti. Grazie. Grazie, capogruppo Ferraro. Sindaco. Allora, in merito al fatto da lei nuovamente citato relativo al consigliere Conte, mi pare che abbiamo già espresso la nostra solidarietà e però non mi mette in bocca parole capogruppo Miolo che io non ho detto, perché quando lei dice sono un'immaginazione dei giornalisti, questo l'ha detto lei, io ho detto sono fonti giornalistiche, che è un'altra cosa sia dal punto di vista tecnico che contenutistico. E poi lei veramente crede che presentare denuncia contro un giornale o un giornalista si ottiene un risultato utile? E io personalmente, che queste cose le seguo nella mia professione, vedo che o vengono archiviati, o vengono sciolti in udienza, o vengono sciolti in spirito istruttorale dibattimentale, perché il diritto di critica e il diritto di cronaca sempre sopra ogni altro diritto costituzionalmente tutelato. Quindi non intendo percorrere una strada di questo tipo di confronti dei giornali. Mi piace molto di più invece l'altro suggerimento, quello di approvare da parte di questo Consiglio Comunale un atto unitario, maggioranza e minoranza, che esprima il proprio disappunto, la propria contrarietà a questa tipologia di norme. Questo sì mi pare una buona cosa, anzi invito i capogruppo a trovarsi su questo. Grazie. Signor Sindaco, ci sono altri interventi? Nessun altro intervento? Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale sedute precedenti. Mettiamo i voti favorevoli, voti
contrari, voti astenuti, nessuno, quindi approvato all'unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, ratifica e variazione d'urgenza bilancio di previsione 2019-2021. Do la parola all'assessore Barba. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Voglio specificare che leggerò non un testo a delibera ma una presentazione che è redatta dall'autore Righi, molto meno dettagliata nei confronti normativi ma più esplicita e più complessiva anche per tutti noi. Con deliberazione di giunta comunale sono state approvate via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2020 ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2010. Riconosciuti i requisiti di urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale e anche la necessità di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa in precedenza non preventivabili e non giustificabili, sono state approvate variazioni al bilancio di prevenzione. Si elencano le operazioni più significative, rimandando alla deliberazione giuntale le posizioni di dettaglio. Applicazione avanzo vincolato per la spesa in conto capitale per complessivi 527.617, 140.800 per lavori di manutenzione agli alloggi, 20.885 per progetto di implementazione in uno delle applicazioni dei sistemi di videosorveglianza, 35.923 per mobilità sostenibile, 330.000 euro per integrazione dei lavori di potenziamento della rete idraulica del Porto Santa Margherita. Applicazione avanzo parte destinata ad investimenti per euro 985-883 e parte disponibile per euro 709-746,74 per un complessivo pari a 1.695.630,27. Le seguenti spese di investimento: 25.000 euro per manutenzione patrimonio, 10.400 per acquisto mezzi e attrezzature per la polizia municipale, euro 10.000 per l'acquisto di attrezzature del settore servizio alla persona, euro 8.000 per contributo per acquisto di attrezzature per l'istituto complessivo, euro 20.000 per lavori di sistemazione del cimitero, euro 25.000 per acquisto di attrezzature sportive, euro 5.000 per programmazione di diritti esclusivi di pesca, 1.592.230,27 per modifica della fonte di finanziamento da parte della posta di bilancio inerente ai lavori di sistemazione straordinaria del viaggio Santa Margherita mediante corrispondente riduzione di oneri di urbanizzazione e definizione dell'imputazione della spesa di euro 2.200.000 nell'annualità 2019. Maggiori entrate vincolate innanzi a maggiori spese vincolate ai conto capitale. 90.000 euro per lavori di efficientamento energetico del centro civile per corrispondenza di iscrizione del contributo statale legge numero 34 del 2019. Euro 5.000 per contributo regionale a favore del distaccamento dei vigili del fuoco. Euro 50.000 con riduzione della posta di bilancio relativa all'adeguamento norme del piano finanziario con contributo ministeriale per messe sicurezzarie e proprietà pubbliche e contestuale istituzione di posti di bilancio per lavori di manutenzione straordinaria di strade diverse con analoga fonte di finanziamento. Registrazione di maggiori entrate correnti vincolate e finanza di spese correnti vincolate pari a euro 182.115,20. 19.776,52 Fondo statale per piano di azione locale promozione servizi educativi, euro 15.268,38 contributo regionale per il programma di interventi reddito di inclusione attiva, euro 5.460,30 contributo regionale per interventi di contrasto alla povertà, euro 40.600 contributo regionale per inclusione sociale, euro 100.000 contributo straordinario per mantenimento di tutti speciali, euro 42.000 contributo straordinario di progetti su spiagge, seppure Stato 2019, modifica e eseguibilità entrate e spese correlate in conto capitale per progetto Interreg Italy Croazia sul Transit 4.1 in seguito alla definizione del cronoprogramma mediante riduzione di euro
265.475 nell'annualità 2019 e inserimento di euro 227.125 nell'annualità 2020 ed euro 38.350 nell'annualità 2021. Per quanto sopra espresso, chiede al Consiglio Comunale di deliberare che la prevista forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo di ratificare, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale numero 143 in data 20/06/2019 sono state apportate in via d'urgenza la relazione del bilancio di previsione all'esercizio 2019-2021 ex articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000 di cui l'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto legislativo. Di trasmettere il presente provvedimento alla tesoreria comunale. Grazie, Assessore Marco. Ci sono interventi? Capogruppo Ferraro. Sì, grazie Presidente. Assessore, solo alcune domande. Per quanto riguarda i 35.000 euro per la mobilità sostenibile, parliamo delle piste ciclabili? Anche. Ok. E per quanto riguarda i 20.000 euro destinati all'implementazione dei sistemi di videosorveglianza, c'è già un piano di definizione di dove posizionare queste nuove telecamere? Grazie. Abbiamo un territorio molto equilibrato come videosorveglianza. Stiamo coprendo gran parte del territorio, probabilmente queste saranno messe in altre situazioni dove abbiamo una criticità, le valuteremo anche grazie alla questione principale